avviamo verso la conclusione con ultime due domande. Quali sono gli effetti, la cosiddetta legacy, che questo evento o medio percorso lascia in eredità alla città, ai cittadini e al territorio? When planning a project like this, or any major project, one has to have three kind of time scales in mind. You plan the project for expectation, and in that you plan to satisfy people's, you might say, expectations, which are certainly defined. But then you have to plan for experience of the year itself. That's something completely different. Because experiences will happen which you never planned and which were never as obvious, but you have to plan for them, knowing that they will be just as important. The experience of the year is not just about expectation, but it's about something else which happens. Some other kind of, it can be events, it can be processes, it can be workshops, connections. But then you have to plan for memory. What do people remember? What they remember are not necessarily what they thought was the best experience, and are certainly not what they had the best expectations. So you have to plan in three time frames. For the expectation, and the only thing people will worry about when looking at your proposals are what they expect, not what they will experience, and not what they remember. But you have to do that, because you are managing the project. As this memory, of course memory is one thing, but legacy is of course another terminology. But legacy, there are different types of legacy. Some of them are very easy to you might say, plan for. One of course is the legacy of the physical infrastructure. A project like this will always create the possibility to actually create either new infrastructure or to, you might say, improve existing infrastructure. And this not directly from the budget of the project, but because there is always this, a clearinghouse. There is always this thing about, well, if we're going to do this, we do it now because of the cultural capital. It gives a fantastic platform to make positive decisions about investment. That's one thing. The next is, of course, the legacy of, you might say, networks. The legacy of, there are established networks and relationships in the city, in the region, in Europe, which must be maintained. The third is certain events and projects must be continued. We have allocated 5 million euro to projects after 2017. Our program is from 8 to 18. We existed in 18, even though the year is in 17, to make sure the projects we want to continue are given funding and are written contracts with cities, governments, sponsors for the period after. We will set up a special team which starts the year before and works only on this, only on securing the legacy. Because you build a team up over 5 years like this, and within 6 months everybody disappears apart from the accountants. They're the only people left, and the director who has to explain why he has used more money, which the accountants have just told him. So we have to make sure that there is somebody who has a responsibility, so we do not go back to normality, but this legacy can be translated into something which has a future. So that is one way to make sure the projects, so you have networks, you have projects, you have infrastructure. Then you have people. It is important that the people who work in this project also can use the experience somewhere else. You have 100, 200. In Denmark we had 900 people, or in Copenhagen 900 people who we monitored 5 years after. Where were they and what were they doing? Did the experience of that actually give them more opportunity, better connections, better understanding? And if you look at the region, you can find there are, I think it was even about 15 years, after 15 years, 60% who are still engaged in culture. So the human capacity, the human potential of individuals, that's another thing. The next thing is the legacy of the political understanding of the role of culture. How do you ensure that that didn't just make a decision to invest in culture, but how that investment in culture
changes the political mindset to continue to look at culture in a new way. That's the next legacy. Can you do that? There's another legacy, that is of the people's behaviour, of the public's behaviour. Do they still go more to the theatre? Do they still travel further? Do they still look at more international work? Do they buy more books? Do they go more to the library? Has it changed the population's legacy? Has it changed the population's understanding, use of culture, involvement in culture? So there are different legacies, you might say. The legacy of knowledge, the legacy of habit, the legacy of infrastructure, the legacy of events. These kind of legacies need to be looked at and defined and put in your goals. Put in your long-term goals and quantified before, and not just looked at as something, oh, we had the event, but we also had, these must be your goals. The legacy must be your goals. The project will always happen, it will always be a success, it will be wonderful, it will take care of itself. Absolutely. From day 1 to day 365, the project will always be a success. But it's the next year, so you must either make a team for this, who are just fresh involved in that. One way also we are doing this is to make sure that our team is not made up of new people who are just coming in. We are building our team as a network team. We will ask businesses, local authorities, cultural institutions to borrow us people who have the capacity but who go back with knowledge into their system. Because most of the knowledge gets lost. Most of the databases just get erased. Or it becomes private consultancies. People who have knowledge and then sell their knowledge for other things. How to keep a public event, the knowledge and the resources from a public event public, in the public system, and make sure that it's not lost or privatized or go abroad or to the next cultural capital. How to make that investment stay in place, stay put. So you have to think about that as an almost, I would say, another team to come in and start working on the legacy at the same time as you are just gearing up for the year, because all the energy will be used, all the complete washout. It took me 6 years to recover from a cultural capital project, in which I don't think I could make a coherent decision about anything. So I think the capacity of that organisation to think 18, 19, 20 or 20, 21 is absolutely non-existent. So you have to build up a parallel team to link the extraordinary to the ordinary, you might say. So my answer is so long, so I hope they're useful. But the translation è even longer. Beh, credo che con un progetto di questo tipo sia necessario adottare, tre scale temporali diverse. Innanzitutto bisogna considerare il piano delle aspettative appunto delle persone che vengono coinvolte, aspettative appunto che tutti coloro che sono coinvolti sperano di vedere soddisfatte, e queste aspettative vengono già pianificate a monte, quindi quando si mette appunto il progetto sul processo. E poi c'è un altro piano da considerare, che è quello invece delle esperienze che si compiranno e si realizzeranno durante poi l'anno stesso, diciamo, di appunto vita vitale della cultura, e sicuramente ci saranno eventi o iniziative, workshop, piuttosto che relazioni che si instaurano e che non erano state pianificate, e che quindi emergono come qualcosa di nuovo, come qualcosa di imprevisto, ma di assolutamente positivo. E poi c'è il terzo piano, quello della memoria, quindi quello che rimarrà nella mente delle persone e che sicuramente sarà diverso rispetto a quello relativo al piano delle aspettative e delle esperienze effettivamente realizzate poi durante l'anno stesso in oggetto. Anche perché solitamente le persone tendono sempre a concentrarsi o sulle loro aspettative e mai poi alle esperienze che fanno realmente. Quindi sono i pianificatori, gli organizzatori che a monte invece devono considerare tutti questi tre aspetti, perché solitamente gli altri tendono ad avere una visione invece molto più parziale. E venendo al concetto poi di legacy, quindi di eredità, ne esistono vari tipi, anche qui esistono varie tipologie. Ad esempio c'è innanzitutto quella forse più evidente, la prima a cui si pensa, che è l'eredità, la legacy in termini di infrastrutture, quindi
quello che rimane fisicamente, anche perché non dimentichiamoci che queste occasioni sono spesso anche un'opportunità per le città per magari prendere decisioni che languivano da tempo, per dare una svolta anche a certe iniziative, sfruttare quindi questo momento particolare. E c'è poi anche un'altra eredità che è quella invece delle reti, quindi delle relazioni, dei contatti che si instaurano in questa occasione e che è importantissimo mantenere sia a livello della città che regionale che europeo. E poi c'è invece l'eredità rispetto agli eventi che sono stati messi in atto, alle iniziative, ai progetti che devono avere un seguito, devono avere continuità, dovrebbero perdurare nel tempo. Noi ad esempio abbiamo già stanziato un budget di 5 milioni di euro affinché appunto ci sia un team ad hoc che si occuperà di monitorare il percorso dopo la fine dell'anno appunto 2017 per la città di Aarhus, e quindi che si controllino anche i contatti con i vari enti locali, gli sponsor, tutti gli accordi, affinché le cose vadano avanti e non si fermino con lo scadere appunto dell'ultimo giorno. E ad esempio nel nostro caso questo team speciale inizierà a lavorare proprio sul campo un anno prima l'avvio stesso dell'anno della cultura per Aarhus, quindi 2017. Anche perché se no si rischia che per 5 anni tante persone hanno lavorato insieme e poi dopo 6 mesi sono tutti scomparsi e gli unici che sono rimasti sono i contabili, quelli che tengono i conti, che si lamentano perché sono state usate più risorse di quelle che erano state previste. Quindi occorre che ci sia proprio un processo di presa in carico di responsabilità da parte di qualcuno per garantire continuità e garantire quindi continuità nel futuro a queste eredità. Quindi c'è l'eredità delle infrastrutture, dei progetti, delle reti e poi delle persone. È importante che anche tutti quelli che saranno coinvolti possano riutilizzare e fare tesoro di quanto hanno fatto, di quanto hanno appreso, visto, sentito. E noi ad esempio abbiamo monitorato, per così dire, 900 persone che avevano partecipato appunto ai vari progetti di Copenaghen, Capitale Europea della Cultura. 5 anni dopo abbiamo visto che tantissimi di loro erano ancora coinvolti nel mondo della cultura, addirittura 15 anni dopo il 60% era coinvolto nell'universo culturale. È importantissimo quindi che ci sia poi questo lavoro anche per dare, capire, tastare il polso alla vera e propria comprensione politica del ruolo della cultura, capire se davvero si è percepito a fondo il ruolo svolto dagli investimenti culturali, per mostrare che questo può avere un impatto sui cambiamenti di mentalità a livello politico, ma anche a livello dei comportamenti delle persone. Si va a vedere, ma davvero le persone continuano ad andare di più a teatro, a viaggiare, a informarsi di quanto avviene nel mondo e continuano, magari acquistano più libri, vanno di più in biblioteca. È davvero importante monitorare l'uso della cultura per valutare davvero anche il livello di impegno culturale che c'è stato prima. Quindi è importantissimo che la legacy in eredità sia definita negli obiettivi a lungo termine, quindi nella candidatura, una legacy, un'eredità in termini di conoscenze, di abitudini, di infrastrutture, di eventi. Tutto questo deve essere quantificato, quindi l'obiettivo che si vorrebbe raggiungere in termini di eredità a monte prima. E ripeto, se questo viene fatto, poi il progetto quasi si prende cura di sé da solo, dal primo fino al 365 giorno. E ribadisco anche l'importanza di avere un team parallelo di persone, quindi con energie fresche, perché ovviamente chi lavora su tutto il resto è anche molto preso da tante altre cose, che si dedichi a questo lavoro e che quindi garantisca anche che tutte queste informazioni non vengano poi perse o appunto disseminate in altro modo, perché si rischia che poi queste persone che vengano disperse, a volte diventano più consulenti che vendono le conoscenze che hanno acquisito. Noi abbiamo già stabilito un accordo, ad esempio, affinché gli enti locali, le imprese, le istituzioni culturali coinvolte ci prestino, per così dire, a fine progetto una serie di persone che ne avranno partecipato per fare questo lavoro di follow up, e questo proprio affinché le conoscenze non solo arricchiscano un territorio ma vi rimangano poi lì per garantire continuità a questo tutto. Io stesso ho avuto bisogno di 6 anni per riprendermi dal lavoro effettuato per appunto il progetto di capitale culturale